Il centro comunale di raccolta dei rifiuti di via Maranello a Favara è chiuso. I cancelli non sono più aperti all'utenza da circa un mesetto, in quanto, secondo quanto ci diceva non più di 3 settimane fa l'assessore con delega a territorio e ambiente Giuseppe Bennica, l'isola ecologica deve essere interessata da lavori di adeguamento, come da contratto, in fase di stipula, per far partire il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Al momento, perciò, i cittadini non possono portare la propria nettezza nel sito dietro al cimitero di Piana Traversa. Diversi favaresi ci hanno chiesto quando l'isola ecologica riaprirà e se ci sia qualche altro sito dove poter portare i materiali differenziati e ricevere in cambio lo scontrino che ti permette di avere uno sconto in bolletta. Come sapete, a coloro i quali portavano i materiali differenziati direttamente all'isola ecologica veniva rilasciato uno scontrino che permetteva loro di avere uno sconto in bolletta in base al quantitativo di materiale depositato nel tempo. Una importante agevolazione per il cittadino che dal momento della chiusura dell'isola ecologica è venuta a mancare. Al momento, ci dice l'assessore Giuseppe Bennica, non ci sono alternative tali che permettano di usufruire di questo ulteriore risparmio in bolletta, se non quello che dovrebbe essere applicato nel corso del tempo a tutti i contribuenti da una corretta differenziata. Per la riapertura del centro di raccolta si dovrà ancora attendere qualche altra settimana, al più tardi dovrebbe partire in contemporanea con il nuovo servizio di gestione della differenziata, che prevedrebbe 5 mastelli per ogni utenza al posto del singolo attuale e 6 isole ecologiche sparse per la città di Favara. L'assessore e vice sindaco favarese Giuseppe Bennica assicura comunque che farà il possibile per far riaprire quanto prima il sito di via Maranello e per far mantenere lo sconto in bolletta applicato già in passato a quanti scaricavano all'ecopunto. Intanto ricordiamo a tutti i cittadini che è cambiato il calendario della raccolta dei rifiuti e che domani, e lo sarà per ogni mercoledì, gli operatori ecologici ritireranno il secco residuo e non più l'organico che sarà invece ritirato il giovedì insieme al vetro.